Chiamo Francesca La Rosa e attualmente sono detentrice di una borsa Marie Curie di 2 anni che svolgo al Royal Institute of Technology KTH a Stoccolma, in Svezia. Sono quindi una ricercatrice postdoc. Ringrazio la commissione del concorso Ines Biasoni, promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, per aver premiato la mia tesi di dottorato nell'ambito di scienze sociali ed umane sui temi del clima. Ho scritto la tesi dal titolo Complex Networks in Adaptation and Mitigation to Climate Change all'interno del programma di dottorato in Scienze e Gestioni dei Cambiamenti Climatici all'Università Ca' Foscari di Venezia e ho beneficiato nell'ambito di questi 4 anni del PhD della supervisione del dottor Jaroslav Misiak e del professor Carlo Carraro. La tesi è divisa in 4 capitoli, tra loro indipendenti ma legati da un fil rouge, che ha la consapevolezza che gli approcci cosiddetti tradizionali dello studio delle cause e degli impatti dei cambiamenti climatici non tengano in realtà conto della complessità dei sistemi e degli agenti che compongono e definiscono la società e le sue risposte. Cerco di spiegarmi meglio. Gli agenti, siano essi umani o meno, interagiscono tra loro continuamente in risposta e per effetto di condizioni mutevoli, sociali o fisiche che siano. Lo studio di questi effetti rete, gli effetti network, aiuta molto a delineare i modi migliori in cui diverse componenti del sistema possano agglomerarsi o separarsi al fine di aumentare risposte sinergiche. Nella tesi utilizzo proprio il metodo delle reti, che tradizionalmente viene detto network science, al fine di studiare come la produzione accademica possa fornire strumenti non solo utili, ma anche utilizzabili al fine di adattarsi o rispondere ai cambiamenti climatici. Nel secondo capitolo invece ho approfondito come gli investitori interagiscano tra loro in ambito di climate finance e come la creazione di network di investimento aiuti la diffusione e la massimizzazione di risorse finanziarie, soprattutto in aree del mondo tipicamente vulnerabili. Nel terzo capitolo l'utilizzo di network science mi ha permesso di comprendere quali modelli di business siano più adatti alla scalabilità dei cosiddetti servizi climatici, che altro non sono che strumenti che traducono informazioni climatiche complesse in conoscenza utile a mettere in campo azioni concrete. Nell'ultimo capitolo invece le reti mi hanno aiutato a scovare dove esistano criticità e vuoti tra la ricerca e la politica, con riferimento nello specifico all'Unione Europea. Tra le motivazioni per il conferimento del premio, la Commissione ha indicato il carattere innovativo del mio lavoro, dall'uso di modelli di rete fino all'impiego di modelli di machine learning e intelligenza artificiale, che sono tra l'altro gli strumenti che in questo momento nell'ambito della mia ricerca accademica sto esplorando. La Commissione ha inoltre premiato l'aspetto interdisciplinare della mia tesi, evidenziando come sia la commistione di metodi provenienti da discipline tipicamente diverse o lontane tra loro il modo più adeguato per risolvere una crisi sfaccettata come quella climatica. La Commissione ha infine premiato le pubblicazioni di qualità derivate dalla tesi, che nel mio caso sono state tutte e 4 e quindi i 4 capitoli. Vorrei ringraziare ancora una volta la commissione scientifica del premio Ines Biasoni, ma anche l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. È come ricercatori junior un grande privilegio avere il proprio lavoro riconosciuto da una istituzione di tale caratura. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Valentina Lusi e lavoro presso il Dipartimento di Biotecnologie all'Università di Verona. Anzitutto voglio ringraziare la dottoressa Carla Bonsembiante che con la sua generosità eroga il prestigioso premio in memoria del professor Mario Bonsembiante. Voglio ringraziare anche l'Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti che, sin dalle sue origini, sostiene gli studenti con borse di studio e premi. Ringrazio anche la commissione valutatrice che ha ritenuto la mia tesi di dottorato degna di questo prestigioso premio. Nello specifico, durante il mio percorso di dottorato ho lavorato con dei geni di pomodoro, che è la specie modello per le piante a frutto carnoso, con dei geni che codificano per delle piccole proteine che interagendo con complessi proteici più grandi regolano e controllano il processo di fioritura in pomodoro. Attraverso la transgenesi
Ho sovraespresso questi geni e ho potuto osservare come ci fosse un'accelerazione nel tempo di fioritura di pomodoro, tratto che potrebbe essere di interesse agronomico per il miglioramento dei processi produttivi in piante da frutto a scopo appunto commerciale. Voglio ringraziare il team con il quale ho lavorato sotto la guida delle professoresse Tiziana Pandolfini e Barbara Molesini. Un grazie speciale va anche alla mia collega Federica Pennisi. Questo mio lavoro costituisce soltanto un piccolo tassello in un puzzle che non è ancora completo, che necessita di nuovi esperimenti, altre analisi, nuovi finanziamenti e quindi altra ricerca. A tal proposito, colgo l'occasione per fare un appello. La ricerca in Italia non deve fermarsi. La ricerca deve essere finanziata in tutti i suoi settori, creando posizioni stabili, creando contratti di ricerca concreti e reali. Il ricercatore in Italia è tra le figure più precarie d'Europa e quello che si prospetta è uno scenario ancora più precario, con assegni di ricerca brevi e sottopagati. Le ricercatrici e i ricercatori meritano di più. La ricerca in Italia merita di meglio. Non lasciateci soli. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di diritti e di tutele. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Damiano Zeffiro e sono onorato di essere il vincitore di questa edizione del premio Lorenzo Brunetta. Il premio è rivolto a tesi di dottorato nell'ambito della ricerca operativa. La mia tesi in particolare presenta dei contributi prevalentemente teorici nell'ambito dell'ottimizzazione non lineare e si può dividere in due parti con argomenti distinti. La prima parte si concentra su varianti del metodo del gradiente condizionale. Questo è un metodo introdotto negli anni 50 per l'ottimizzazione di obiettivi smooth su vincoli convessi. Una delle applicazioni più note del metodo è proprio la soluzione di alcuni problemi di tipo multi-commodity flow, che è un tema su cui ha lavorato anche il professor Brunetta. Il contributo principale della tesi è stata l'introduzione di nuove varianti che migliorano la performance sullo stato dell'arte. Questo viene dimostrato sia con un'analisi teorica di tipo Vost Gauge che con un'analisi numerica su un problema di cluster detection. Il secondo argomento è l'estensione di alcuni metodi di research. Questi sono metodi che servono a ottimizzare un obiettivo di cui non si può conoscere il gradiente e uno dei primi usi viene attribuito ad Enrico Fermi negli anni 50 per fare parameter tuning su un modello fisico. Il contributo della tesi è stato di estendere questi metodi a problemi definiti su varietà riemanniane e a problemi in cui l'obiettivo, il calcolo dell'obiettivo, è affetto da rumore. In questo caso abbiamo anche dimostrato un miglioramento del costo computazionale per iterazione rispetto a quello stimato in analisi precedenti. Il premio mi è stato assegnato per gli algoritmi innovativi, per l'ottimizzazione di una funzione smooth su vincoli convessi e per le estensioni dei metodi da research. Ringrazio il mio relatore, il professor Francesco Rinaldi del Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova e tutti i ricercatori con cui ho avuto l'opportunità di collaborare durante il mio dottorato a Padova. Buongiorno a tutti, io sono Chiara Zanon, medico radiologo, attualmente lavoro presso l'Istituto di Radiologia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dove sto anche svolgendo il secondo anno di dottorato di ricerca in Arterial Hypertension e Vascular Biology. Ringrazio la commissione giudicatrice del premio Guerrinoli Narduzzi, promosso dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, per aver premiato la mia tesi di specializzazione, tesi dal titolo Evaluation of Oncogenetic Risk from Radiological Investigation in Intensive Care Patient, Comparative Analysis of RAD-RAT e Inverse Model. Ho sviluppato questo progetto durante il mio ultimo anno di specializzazione presso l'Istituto di Radiologia Universitaria di Padova sotto la supervisione del professor Emilio Quaia e grazie anche alla collaborazione con il professor Fabrizio Dughiero e con il dottor Riccardo Torchio del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Lo scopo dello studio è stato quello di dare una stima del rischio oncogenetico aggiuntivo nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, confrontando i modelli di calcolo del rischio BIR7 e RAD-RAT. BIR7, che sta per Report Biological Effect of Ionizing Radiation, è stato creato appunto dal Comitato per gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti come settimo di una serie di pubblicazioni del National Academies.
è uno dei primi modelli stima del rischio e risale al 2006. RAD-RAT invece, che sta per Radiation Risk Assessment Tool, è più recente, è stato proposto dal National Cancer Institute. Questo è stato uno studio retrospettivo tra aprile e giugno 2023. Sono stati studiati 150 pazienti di età media di 63 anni ricoverati nelle terapie intensive dell'ospedale di Padova e sottoposti a RX, TAC, angiografie e procedure interventistiche. Per ogni paziente è stata calcolata la dose cumulativa in millisievert e per ogni singolo ricovero è stato stimato il rischio di cancro e di leucemia aggiuntivo. Sono stati analizzati 2847 esami radiologici, un singolo paziente è stato ricoverato in media 32 giorni ed ha eseguito in media 19 esami radiologici. Un singolo paziente ha ricevuto una dose cumulativa media di 42 millisievert. Abbiamo osservato che sia il rischio di cancro che di leucemia sono risultati più elevati negli uomini rispetto alle donne con entrambi i modelli. Inoltre RAD-RAT ha stimato un rischio di tumori più alto del 18% rispetto al Bayer. Questo potrebbe essere dovuto a una diversa ponderazione dei modelli su scala aritmetica per RAD-RAT e su scala logaritmica per Bayer 7. Poi bisogna segnalare anche un bias di popolazione, in quanto Bayer 7 si basa su una popolazione giapponese sopravvissuta ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, che va dal 1958 al 1998, mentre RAD-RAT si basa su una popolazione francese degli anni 2000. Inoltre, Bayer 7 ha stimato un rischio di leucemia leggermente più elevato di 0,05% rispetto a RAD-RAT. Questo potrebbe essere dovuto all'uso di un modello lineare quadratico per Bayer 7, invece RAD-RAT usa un modello lineare quadratico per esposizioni acute e lineare per esposizioni croniche. Tra le motivazioni di assegnazione del premio da parte della commissione giudicatrice è stato apprezzato il fatto che questi dati nel lungo termine possono contribuire ad una maggior sicurezza del paziente. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Buongiorno a tutti, mi chiamo Federico De Pascalis, al momento lavoro come ricercatore presso l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dove mi occupo principalmente di ecologia del movimento negli uccelli marini. Vorrei innanzitutto ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la commissione giudicatrice del premio Andrea Marconato che mi è stato conferito. Questo premio è istituito in memoria delle ricerche pionieristiche di Andrea Marconato nel campo del comportamento animale e volto alla premiazione di una tesi di dottorato nell'ambito appunto dell'ecologia del comportamento. La mia tesi di dottorato dal titolo Intrinsic and Extrinsic Drivers of Foraging Movements in Colonial Birds è stata realizzata presso l'Università di Milano con la supervisione del professor Diego Rubolini e del dottor Jacopo Cecere. Il focus della tesi è stato andare a capire e andare a indagare il delicato equilibrio di fattori ambientali e dunque esterni, oppure propri dell'individuo, dunque interni, che vanno a influenzare le decisioni di foraggiamento, dunque dove e come andare a cercare cibo. La ricerca di cibo è infatti un elemento chiave nella vita degli individui, poiché fornisce l'energia necessaria a vivere e ad operare con successo nell'ambiente. Nello specifico ho utilizzato gli uccelli marini coloniali come specie di studio, in quanto l'elevata densità e soprattutto le intricate dinamiche sociali che si vanno a creare nelle colonie, unite alla difficoltà della ricerca di cibo in ambiente marino, influenzano notevolmente questo tipo di scelte. L'ambiente marino è infatti un ambiente dinamico, in continua trasformazione, in continuo movimento, dove andare a prevedere quando, come e dove si formeranno delle aggregazioni di prede è estremamente difficile. Per rispondere alle domande di ricerca ho utilizzato una serie di dispositivi elettronici miniaturizzati che vengono chiamati biologgers perché vengono posti direttamente sugli individui, come ad esempio GPS, accelerometri, misuratori di profondità e piccole videocamere poste sugli individui stessi. Questo, insieme all'uso di modelli e tecniche statistiche di vario tipo, ha permesso uno studio estremamente dettagliato del comportamento e di come gli individui si vadano a interfacciare con l'ambiente che li circonda. E la mia tesi si articola su 6 capitoli che vanno a spaziare in diverse tipologie di ambienti, dal mar Mediterraneo con ambienti di tipo marino temperato fino ai mari tropicali dei Caraibi. Ogni capitolo è stato pubblicato su una rivista scientifica indicizzata
E questo, unito alla difficoltà di questo tipo di raccolta dati, che si svolge per la maggior parte delle volte in ambienti estremamente remoti e inaccessibili, dove lavorare con animali selvatici, dove catturare animali selvatici è estremamente difficile, è stato apprezzato dalla commissione giudicatrice. Ringrazio ancora la commissione e l'istituto e tutti voi che mi avete ascoltato. Buongiorno a tutti, io sono Nicole De Manincor e attualmente sto svolgendo un assegno di ricerca presso l'Università di Verona. Ringrazio di cuore la commissione giudicatrice del premio Pompeo Molmenti, promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, che ha ritenuto meritevole la mia tesi di dottorato concernente un argomento riguardante la storia della società veneta, della sua cultura e delle sue istituzioni nel periodo compreso tra il XIII e il XX secolo. La tesi, intitolata Lazzaro Bastiani, a Catalogue raisonné in the light of infrared reflectography analysis, è stata realizzata durante gli anni di dottorato in Arts and Archaeology, un joint PhD program svolto presso l'Università di Verona e l'Università di Ghent in Belgio e sotto la supervisione del professor Enrico Maria Dal Pozzolo per quanto riguarda Verona e il professor Maximilian Martens per la controparte di Ghent. La tesi, come suggerisce il titolo, è un lavoro monografico focalizzato sul pittore veneziano della seconda metà del Quattrocento, Lazzaro Bastiani, ed è suddivisa in due parti. Una prima parte contenente i capitoli in cui affronto e indago vari aspetti della vita e della carriera artistica di Bastiani e una seconda parte in cui presento un catalogo ragionato delle opere di Lazzaro Bastiani, in cui sono inclusi non solo i suoi dipinti, ma anche i disegni, gli affreschi e gli arazzi. La ricerca, e così l'intero elaborato, si caratterizza anche per un doppio approccio metodologico, uno più tradizionale storico-artistico e uno scientifico e innovativo per quanto riguarda questo artista. Infatti, grazie alla collaborazione col laboratorio Opdatec dell'Università di Verona, che ha messo a disposizione la strumentazione e l'expertise, ho personalmente condotto una campagna diagnostica e riflettografia infrarossa su numerosi dipinti di Bastiani conservati in diversi musei in Veneto e non solo. Ho anche richiesto immagini riflettografiche già acquisite in precedenza a istituti ed enti museali in modo da costruire e costituire un cospicuo database di immagini appunto da mettere a confronto. Le riflettografie mi hanno permesso in questo modo di studiare il disegno preparatorio di Bastiani e trarre conclusioni sul suo modus operandi e anche sulla sua evoluzione artistica, aggiungendo un ulteriore tassello di analisi di questo pittore ancora oggi ritenuto un minore del panorama artistico veneziano e per questo motivo ancora poco approfondito. L'elaborato quindi è a tutti gli effetti un lavoro interdisciplinare. La commissione giudicatrice, composta dai professori Pierluigi Ballini, Giuseppe Gullino e Gian Maria Varanini, ha particolarmente apprezzato l'originalità della ricerca nel far convergere due approcci che solitamente si ritengono paralleli per esaminare un pittore e il suo corpus pittorico, e anche per l'ampio respiro della tesi, che non trascura alcun aspetto dell'artista e della sua fortuna. Per concludere, ci tengo a sottolineare ancora una volta la mia gratitudine alla commissione giudicatrice per aver premiato il mio lavoro, ma anche ai miei tutor e al laboratorio per il supporto durante questa lunga ma appassionante ricerca. Grazie a tutti.